applauso al gran maestro che ha completato l'opera. Il taglio e l'apertura della forma stagionata 10 anni di formaggio asiago è stato il momento clou dell'11ª edizione di Made in Malga. Questo è un formaggio eccezionale con un gusto che ha una persistenza che non si trova in altri formaggi. L'asiago è un formaggio che si presta a lunga e lunghissima stagionatura, quindi qui abbiamo una forma di 10 anni, ma nei magazzini abbiamo anche forme di 12-13 anni. Per questo fine settimana il prossimo il cuore di Asiago sarà invaso da bancarelle di formaggi e non solo, un'occasione per far conoscere le tipicità del territorio altopianese divulgando le caratteristiche di prodotti unici. Formaggio, ma soprattutto tutto quello che ruota attorno al mondo del formaggio, un indotto anche economico, un indotto culturale, un intero territorio che viene in mostra qui ad Asiago. Sì, non solo il territorio dell'Altopiano che ha una storia incredibilmente legata al formaggio, forse l'Altopiano e la zona di montagna che ha la storia più grande al mondo per quel che riguarda l'attività casearia. Per il primo anno a questa 11ª edizione di Made in Malga stanno partecipando anche le malghe dal Trentino. Sì, si sono associate al Consorzio Tutela diverse malghe dal Trentino, quindi abbiamo un paio più anche un caseificio trentino che è addirittura il caseificio cooperativo italiano più vecchio d'Italia, risale al 1864. Una kermesse salutata dallo storico motto dei produttori di formaggio rigorosamente in lingua cimbra. Islebe un sarchese, islebe, islebe! Evviva il nostro formaggio, evviva, evviva!